Salve a tutti, lettori e lettrici di Star Wars Libere Comics, bentornati nel lato cartaceo della forza. Quest'oggi andiamo a esplorare gli easter egg contenuti all'interno della serie Obi-Wan Kenobi. Prima di cominciare, tuttavia, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Inoltre, vi ricordo che se volete e se potete, avete la facoltà di abbonarvi al canale di Star Wars Libre Comics, garantendoci un supporto anche economico e diventando così parte dei nostri veri Jedi. Ma bando alle ciance e immergiamoci nell'analisi degli easter egg contenuti all'interno della serie Obi-Wan Kenobi. Il primo episodio di Obi-Wan Kenobi si apre con il classico titolo iniziale Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana. L'episodio prosegue poi con un riepilogo dei momenti più celebri e più iconici della trilogia prequel, dal triello su Naboo in episodio 1, la minaccia fantasma, fino ad arrivare al duello su Mustafar in episodio 3, la vendetta dei Sith. In questo caso è doveroso notare come, almeno in lingua italiana, parte dei dialoghi siano stati ridoppiati, anche se utilizzando in quasi tutti i casi gli stessi identici doppiatori. L'unica eccezione è costituita da Ambrogio Colombo, che va a prestare la voce a Yoda in sostituzione degli scomparsi Marcello Mandò e Sandro Pellegrini. L'azione vera e propria ha inizio su Coruscant nel 19 BBY, mentre alcuni iniziati si stanno addestrando sotto lo sguardo della maestra Jedi Mina Svelti, quando numerosi soldati clone della 501esima legione fanno irruzione all'interno del Tempio Jedi. Si tratta naturalmente dell'esecuzione dell'Ordine 66, momento in cui la stessa maestra Jedi Mina Svelti perde la vita. Ci si sposta poi su Tatooine 10 anni più tardi, nel 9 BBY, presso il porto spaziale di Mos Eisley. Qui assistiamo all'arrivo della Scythe, ossia della navetta da trasporto su cui si trovano il Grande Inquisitore, il quinto fratello e la terza sorella. I tre inquisitori sono giunti su Tatooine a caccia di Jedi, in particolare a caccia del Jedi superstite Nari. Successivamente, dopo averlo visto a lavoro, assistiamo al ritorno a casa di Obi-Wan Kenobi a dorso del proprio Eopi. Il maestro Jedi si reca presso la desolazione dello Jundland, come sempre popolata dagli Scurrier. In questo caso il maestro Jedi non vive ancora nella sua classica capanna, bensì in una grotta. Qui Obi-Wan Kenobi consuma un pasto istantaneo molto simile a quelli già consumati da Rey in episodio 7, Il risveglio della forza, e acquista da un mercante di rottami Java un modellino di T-16 da regalare a Luke Skywalker. Giunto poi nei pressi della fattoria dei Lars, Obi-Wan utilizza il suo vecchio macrobinocolo già visto in The Clone Wars per tenere d'occhio Owen Lars, la moglie Beru White Sun e naturalmente il nipote Luke Skywalker. Al tramonto dei Soli Gemelli, poi, il maestro Jedi deposita il modellino di Skyhopper alla soglia della fattoria, come dono segreto per il giovane Luke, un'attività che in realtà ha già fatto in passato, come testimoniato da un certo punto di vista nel racconto Ora di morire, e come farà anche in futuro, vista la serie Star Wars 2015. Ci spostiamo ora su Alderaan, dove la piccola Leia Organa si diverte a riconoscere le navi in partenza dal pianeta. Tra queste vi è un cacciastellare Tri-Wing S-91X Pegasus, probabilmente in dotazione ai Ranger aquiliani, che sono un riferimento alla seconda bozza di sceneggiatura di Episodio 4 Una nuova speranza. Costoro peraltro si stanno recando a caccia dei pirati di Merson, comparsi esclusivamente nel numero 24 della serie Star Wars 1977, ossia la serie a fumetti classica. Detto questo, Leia Organa viene poi raggiunta dalla madre Brea, che la rimprovera e la paragona a un Glorag. Si tratta niente meno che di una creatura già nominata nell'Adventure Journal numero 10. Ritornando poi su Tatooine, notiamo come Obi-Wan Kenobi si veda restituito il modello di Skyhopper T-16 da un adirato Owen Lars, che gli intima di stare lontano dal piccolo Luke Skywalker. Anche questa è una dinamica che già è accaduta in passato e ancora accadrà in futuro, così come in futuro accadrà nuovamente che Owen rinfacci a Obi-Wan la morte di Anakin. Tornando poi su Alderaan, lei e la sua famiglia accolgono la sorella di Brea, Sally, accompagnata dal marito Caio e dal figlio Niano. In questo caso il cielo è solcato da corvette CR-90 e da Hammerhead di classe Sfirna.
Nel successivo ricevimento, peraltro, oltre al droide protocollare YO, compaiono anche i famosissimi R2D2 e C3PO. Più tardi, Leia e Bail Organa scambiano un dialogo a tratti commovente e toccante, in cui lo stesso Bail racconta come da giovane desiderasse stabilirsi oltre Catu, un luogo geografico sconosciuto del pianeta Alderaan, e andare a caccia dei Purrgil, le creature già viste in Rebels. Peraltro il senatore prospetta alla figlia adottiva un futuro presso l'apprendistato legislativo, come del resto vedremo in Leia, principessa di Alderaan. L'episodio si conclude poi ancora una volta su Tatooine, dove nel bel mezzo del mare delle dune Obi-Wan disseppellisce un forziere contenente 2 spade laser. Una naturalmente la sua terza spada laser costruita dopo la battaglia di Geonosis, mentre l'altra è la futura spada degli Skywalker, sottratta ad Anakin in seguito al duello su Mustafar. Nel corso del secondo episodio di Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi si dirige sul pianeta Daiyu, dove fa il suo incontro con un soldato clone della 501esima Legione, un tempo guidata dall'apprendista Anakin Skywalker. Il veterano si trova ormai però costretto a mendicare. Dopo aver poi superato 2 assaltatori, uno dei quali doppiato da Fabio Rovazzi, Obi-Wan fa la conoscenza di Teta Grigg, interpretata niente meno che da Esther Rose McGregor, figlia appunto di Ewan McGregor. La ragazza è niente meno che una spacciatrice e, proprio come fatto da Elan Slizbaggano in episodio 2 L'attacco dei cloni, propone a Obi-Wan di acquistare della droga. In particolare la ragazza spaccia spezia e ne possiede 3 differenti qualità. Tali tipologie sono la Pura Kessel, la Glittersteam, già comparsa in l'Alta Repubblica Smuovi Tempesta, Battlefront Compagnia Twilight e Bloodline. La terza infine è la Feluciana. La puntata introduce poi un nuovo personaggio, Aja Estri, un truffatore che si finge un Jedi. Costui tuttavia è impegnato a fornire a una donna e a suo figlio un passaggio per Corellia. Il bambino è sensibile alla forza e per questo motivo deve essere nascosto agli occhi dell'impero. Curiosamente il suo nome è Corran. Visti il nome, l'età e l'abilità nella forza, oltre che il legame col pianeta Corellia, è inevitabile identificarlo come Corran Horn, membro della squadriglia Rogue e del nuovo ordine Jedi nell'universo Legends. Il personaggio è peraltro protagonista dei romanzi della serie Ala X, di Io Jedi e di alcuni volumi della serie The New Jedi Order. A seguito di alcune vicissitudini, la piccola Leia Organa perde fiducia in Obi-Wan Kenobi e si dà alla fuga. Tuttavia, nel momento in cui la bambina si ritrova a precipitare da un palazzo, Obi-Wan decide di utilizzare la forza per attutire la caduta, ricorrendo al campo di energia mistica e compiendo una grandissima fatica per utilizzare un potere sopito da 10 anni. I due vengono poi aiutati proprio da Aja Estri, che li indirizza presso il porto merci automatizzato e dunque privo di umani. Lì Obi-Wan e Leia potranno salire a bordo del trasporto 8 e raggiungere Mapuso, un pianeta già comparso in The Essential Atlas e nell'Alliance Intelligent Report. Al fine di fornire le coordinate di un suo contatto, Aja consegna a Obi-Wan una carta da Sabak, cercando al contempo di far guadagnare tempo ai 2 fuggitivi. Tuttavia i suoi sforzi si rivelano inutili, dal momento che Reva non si lascia abbindolare e anzi legge la mente di Aja in maniera molto semplice, con molta meno fatica di quella impiegata da Kylo Ren per leggere la mente di Poe Dameron in episodio 7 Il risveglio della forza. Giunti poi al porto merci, Obi-Wan e Leia si dirigono verso il trasporto 8, pronti a imbarcarsi, ed è in questo frangente che Kenobi si rende conto di quanto la piccola sia testarda e senza paura, proprio come una leader di sua conoscenza. Il riferimento naturalmente si adatta tanto a Satine Kryze quanto a Padme Amidala, ma viste le circostanze è palese come sia proprio quest'ultima colei alla quale Kenobi fa riferimento. L'episodio si conclude poi con 2 colpi di scena. Il primo riguarda la presunta morte del Grande Inquisitore, che tuttavia sappiamo essere sopravvissuto data la sua presenza in Rebels. Il secondo invece è la scoperta da parte di Obi-Wan del fatto che Vader sia ancora vivo, o meglio che Anakin Skywalker sia ancora vivo ma nei panni di Darth Vader.
terzo episodio di Obi-Wan Kenobi comincia poi con l'arrivo del maestro Jedi di Leia Organa su Mapuzo, la località per l'appunto indicata da Aja Estri. Poco dopo l'arrivo sulla superficie del pianeta e in attesa del contatto tanto promesso, Obi-Wan ha una visione della forza che gli mostra un giovane Anakin Skywalker. Nel frattempo, presso la fortezza dell'Inquisitorio, sulla luna di Mustafar chiamata Nur, già vista in Jedi Fallen Order, Reva e gli altri Inquisitori sono alle prese con i loro giochi di potere, intenti a tentare di sostituire il Grande Inquisitore. Reva riesce in qualche modo a ottenere il favore di Darth Vader e per questo decide di lanciare le sonde in tutti i pianeti minerari dell'orlo esterno, in maniera molto simile a come farà appunto lo stesso Darth Vader poco prima di episodio 5, L'impero colpisce ancora, con il progetto Shame. Dopo un incontro ravvicinato con gli assaltatori imperiali su Mapuzo, poi Leia e Obi-Wan si ritrovano a discutere dei veri genitori della piccola. Quest'ultima giunge addirittura a credere che Obi-Wan possa essere suo padre, cosa smentita dallo stesso maestro Jedi, il quale peraltro accenna a un suo presunto fratello di cui ha dei vaghi ricordi. Questo effettivamente è coerente con ciò che sappiamo da maestro e apprendista, in cui ci viene detto che Obi-Wan è stato condotto nell'ordine Jedi all'età di soli 3 anni, tuttavia sufficienti per avere dei vaghi ricordi della famiglia d'origine. Al contempo il riferimento a un suo presunto fratello gioca molto probabilmente sulla stessa situazione vissuta nell'universo Legends, in cui Obi-Wan era convinto di avere un fratello di nome Owen, scoprendo poi che si trattava in realtà del fratellastro di Anakin Skywalker, Owen Lars, che comunque non era suo fratello, intendiamoci. A sua volta questa presunta parentela, rivelatasi poi falsa nell'universo Legends, altro non era che un riferimento a una delle bozze di sceneggiatura di episodio 6, Il ritorno dello Jedi, in cui si sarebbe dovuto scoprire che Owen Lars e Obi-Wan Kenobi appunto erano fratelli. Detto questo, Obi-Wan Kenobi e Leia Organa vengono poi salvati da Tala Durit, una infiltrata tra le fila dell'impero. Costei fa parte in realtà di un'organizzazione chiamata il Cammino, in riferimento al Cammino Jedi, che si occupa per l'appunto di portare in salvo i Jedi superstiti sopravvissuti all'Ordine 66. Tra i collaboratori di questa organizzazione vi è peraltro Quinlan Vos, che si occupa in particolare di portare in salvo i bambini. Nella sede di Mapuzo di questa organizzazione è possibile peraltro leggere varie iscrizioni lasciate dai Jedi di passaggio lungo le pareti. Tra queste vi è per esempio Per la vita e per la luce, un riferimento sbagliato al motto dell'Alta Repubblica Per la luce e per la vita. Ma vi sono anche dei nomi, come ad esempio Dume, il cognome di Caleb Dume, ossia di Kenan Jarrus, o ancora di Roganda Ismaraen o di Valin Alchon, anche noto come Al-Horn, padre, nell'universo Legends, di Corran Horn. Sul finire dell'episodio assistiamo al primo atto di quella che è stata definita come la rivincita del secolo tra Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. Il primo in particolare ha la meglio su tutta la linea e riesce addirittura a condannare il suo ex maestro a una sorta di contrappasso, gettandolo tra le fiamme e costringendolo a provare soltanto un briciolo della sofferenza che lui stesso ha dovuto provare da Mustafar in poi. Bene, il video di oggi termina qui. Io vi ricordo come al solito di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. In ultimo, per concludere, ringrazio ancora una volta i nostri veri Jedi, ossia coloro che hanno deciso di abbonarsi al canale di Star Wars Libre Comics per darci un supporto anche economico. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buone letture Star Warsiane e come sempre, che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!